Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati qui a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale del Veneto, che oggi nella sala dedicata a Oriana Fallaci, qui in sala stampa, in diretta con i principali media e i canali di informazione del nostro territorio regionale, che ringrazio anche per chi è qui in presenza e chi ci segue da casa e dalle redazioni, presenta il Festival Leonicus, una manifestazione importante che è la sua 12ª edizione e che oggi trova qui diversi ospiti illustri che ci tengo anzitutto con la vostra pazienza a ringraziare. Ringrazio anzitutto il presidente del comitato promotore, del comitato culturale Luca Bolla, il sindaco di Lonigo, il sindaco Pierluigi Giacomello, il collega vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco, la rappresentanza dell'amministrazione comunale, la consigliera comunale Iris Burato, gli attori e tutti coloro che partecipano a questa nuova edizione di Leonicus. Grazie per la vostra presenza e che è anche testimonianza di quanto questa manifestazione negli ultimi anni ha sviluppato le proprie offerte, la propria proposta culturale, diventando un vero e proprio punto di riferimento per l'area iberica, per la regione Veneto e anche a livello nazionale uno spunto prezioso, preciso per tutti coloro che trovano nella rievocazione storica, nella storia medievale e quello che ruota attorno alla cultura anche enogastronomica di questo mondo un riferimento culturale da sviluppare. È una manifestazione importante che trova appunto la sua 12ª edizione quest'anno, dal 17 al 19 luglio. Sono tante le iniziative messe in campo al Parco dell'Ippodromo del Comune di Lonigo, dalla rievocazione alla possibilità di assaggiare cibi, vini, a diverse iniziative anche di natura culturale e ovviamente medievale. Una manifestazione ricca, certamente, che trova nel Parco dell'Ippodromo la sua locazione fisica e allora senza indugiare oltre passerei subito con una presentazione via video affinché possiate ammirare anche le immagini di quanto questa manifestazione nell'area iberica oggi significa. Prego. Immagina il fragore delle spade, il tuono degli zoccoli sul terreno, l'odore di brace, di birra artigianale di un'epoca lontana che torna. A luglio il Medioevo torna con Leonicus, con oltre 200 figuranti in abito d'epoca. Il Festival medievale di Leonicus si prepara a trascinarvi indietro nel tempo in un viaggio che non dimenticherai. Quest'anno celebriamo una figura leggendaria, Niccolò Orsini, generale condottiero, uomo di guerra e di potere, morto a Lonigo nel 1510. La sua storia è rimasta sepolta tra le pagine di libri troppo a lungo. 3 giorni, un'area spettacoli pensata per emozionare in totale sicurezza e comfort, un mondo intero che aspetta solo di essere vissuto. Tante novità per la edizione di quest'anno di Leonicus, una è stata citata dal video, la presenza anche della comunità di Pitigliano in onore del riconoscimento di Orsini e da questo punto di vista sono molte le iniziative che attorno a questa valorizzazione storica di questa figura verranno poste in essere. Allora per chi ha ideato, promosso e nel tempo anche organizzato operativamente questa manifestazione di riferimento nel mondo storico medievale del nostro territorio, vorrei chiamare qui per illustrare il programma di quest'anno e anche il percorso storico che ha portato a questa manifestazione ad affermarsi nel territorio regionale il presidente del Comitato Storico Culturale, l'amico Luca Bolla. Prego Luca. Sentite? Porta è chiaro. Buongiorno a tutti. In qualità del potestà pro tempore di Lonigo nominato dal vicario imperiale Sua Eccellenza Can Grande della Scala, mi rivolgo a voi, madame e messeri, con un cordiale saluto e in particolare al consigliere Jacopo Maltauro e alla sua cortese segreteria per questa bellissima opportunità. Saluto il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco, che ben ci conosce, che ci dedica del tempo prezioso, è quello appunto il tempo dell'ascolto. Agli assessori e ai consiglieri regionali che ci sono vicini comunque anche in questa occasione. Ringrazio il nostro sindaco della città di Lonigo, Pierluigi Giacomello, da sempre vicino alla nostra associazione, forte anche di un'amicizia particolare nata in occasione della prima edizione di Leonicus.
Saluto l'assessore Angelo Butera e i consiglieri comunali di Lonigo qui presenti. Gradito ospite nostro è Danilo Lazzarini, che più tardi ci racconterà i particolari di Leonicus visto da due nuove prospettive storiche. Grazie ai presenti in sala e ai miei valorosi associati, ai nostri sponsor, alle associazioni con cui stiamo collaborando, grazie per aver affrontato questo impegnativo spostamento da Lonigo, che ha un senso ben preciso, e un particolare ringraziamento a Massimo Pezzolo e ai suoi amici Mattia e Nicola, che ci hanno raggiunto da Camisano, presidente appunto del Palio di Camisano, con il quale il CSC ha stretto un progetto di coalizzazione funzionale a creare una nuova e inedita rete in area berica. Con noi anche il nostro associato Masetto Diego, che rappresenta lo IAT di Lonigo e al termine consegnerà anche un presente alla Regione. Ma torniamo alla storia. Era il maggio del 1404, all'indomani della scomparsa dell'ultimo discendente della corte scaligera, Guglielmo della Scala, a cui Leonicus è intitolato. Un stretto manipolo di genti illuminate leonicene si è portato qui, a Venezia, alla corte del doge Michele Steno, per sottoscrivere un patto di dedizione. Ecco perché il CSC è detto anche il 1400 leoniceno, prima di Vicenza, prima di Verona e prima di Padova. Un famoso slogan pubblicitario recita: ora che ho ottenuto la vostra attenzione, vi racconto cosa ha generato il Comitato Storico-Culturale Leoniceno in questi 12 anni, considerato anche che abbiamo avuto il Covid. Si parte da una foto del settembre 2014, presentazione della prima edizione di Leonicus. Eravamo tutti più giovani, ma avevamo tanto entusiasmo. Siamo partiti per uno scopo ed oggi siamo diventati un'organizzazione molto articolata e complessa. La necessità di occuparsi fin da subito della ristorazione ci mise nelle condizioni di comprendere l'incoerenza che caratterizzava e caratterizza le nostre comunità, purtroppo. Mi riferisco a temi importanti come la valorizzazione delle eccellenze locali, tanto decantate ma alla fine sempre nascoste al pubblico. Si parla di vino locale, ma si promuovono i vini di altri comprensori, senza sapere che inevitabilmente andiamo a promuovere altre comunità. E quando si parla di cereali antichi, ricordiamo che nasceva nel 1866, quindi 160 anni fa, un signore che si chiamava Nazareno Strampelli, famoso genetista, che proprio a Lonigo ha dato vita a una dinastia famosissima di varietà di grani antichi, valorizzando l'agricoltura non solo di Lonigo, non solo del Veneto, ma dell'Italia intera. Ma nonostante ciò, il pane e la pasta che oggi si trova nelle nostre tavole è derivazione al 70% di farine di importazione. Europa dell'Est, Nord America, spesso senza rispetto di disciplinari severi che i nostri agricoltori seguono. Mentre gran parte dei nostri cereali, purtroppo, diventa mangime per l'industria zootecnica. Le carni che si propongono in molte manifestazioni sono proposte da truck food, cibi da strada, letteralmente tradotto. Ma noi non siamo il paese del cibo di strada, siamo il paese delle trattorie, dei ristoranti, del buon cibo. I cibi preconfezionati, pieni di conservanti, che spesso purtroppo creano problemi di intolleranza. Ciò che siamo diventati è frutto di duro lavoro e tanta professionalità, e oggi mi rivolgo a voi, illustri esponenti politici della nostra regione, in quanto azionisti, di fatto, di quello che siete diventati per il CSC, perché sostenete da ben 12 anni la nostra associazione attraverso il rispetto rigoroso dei bandi a cui partecipiamo puntualmente, e grazie al vostro sostegno economico abbiamo potuto realizzare una massiccia promozione della nostra regione in mezza Italia. Mi sia veramente permesso di ringraziare ovviamente i funzionari e i dipendenti degli uffici pubblici regionali che con molta competenza, molto scrupolo e attenzione hanno sempre dato il massimo dalla loro collaborazione al fine di realizzare il meglio nelle nostre istruttorie. I cibi di Leonicus sono serviti su piatto di ceramica e posate di acciaio. Abbiamo aderito al programma regionale qualche anno fa e la plastica, o biocompostabile sia, sono stati azzerati. Su questo mi piacerebbe che la Regione come istituzione desse maggior risalto alle associazioni come la nostra che seguono questi modelli organizzativi e di grande valorizzazione del rispetto della natura. Giusto sostenere il progetto, anche la valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico.
Vorrei ricordare che l'Italia è il primo classificato come paese del cibo più buono. Per questo il CSC Leoniceno ha aderito da subito alla riforma del terzo settore, non con poche difficoltà, ma oggi abbiamo un modello organizzativo in grado di affrontare qualsiasi evento e qualsiasi proposta commerciale. Rapidamente, ecco i numeri che dal 2014 caratterizzano 12 anni di impresa. Oltre 100.000 piatti serviti, vendute oltre 12.000 bottiglie di vino a marchio Leonicus, oltre 530 soci attivi e aderenti coinvolti in CSC, oltre 1.000 volontari coinvolti nelle nostre manifestazioni, oltre 140 manifestazioni rievocative per promuovere i Iberici e il Veneto tutto, superate le 840 imprese pubbliche e private a sostegno di CSC Leoniceno. Siamo un partner affidabile e patrocinato dal Comune di Lonigo, dalla Regione del Veneto, dalla Commissione Europea, dal Ministero della Cultura. Nel 2026 Leonicus al bando dei pali ha raggiunto 62 punti su 100 disponibili. Siamo una fra le poche comunità del Veneto ad avere raggiunto questo obiettivo. Questo ci dovrebbe fare pensare quanto siamo organizzati. Dopo aver coinvolto anche la città di Pitigliano, il progetto Leonicus è in iter per la concessione di manifestazione di interesse nazionale. Qui vorrei che anche la Regione giocasse una partita importante. La manifestazione Leonicus quindi oggi partecipa a una partita molto complicata. Prima associazione di recupero della memoria storica di Lonigo con la realizzazione del monumento dedicato a monumento dedicato e piazza dedicata a Niccolò Leoniceno e mi immagino fra poco anche a Niccolò Orsini. Lonigo medievale è un formato che in 6 anni ha formato più di 600 bambini delle classi quarte elementari leonicene, lavorando duramente anche un'integrazione storica. Devoluzioni a sostegno di Anfas, Basso Vicentino Devoluzione, ad esempio allo IOV di Padova, per la ricerca sul tumore infantile e da ieri sera, e lo dico in anteprima, un gradito ritorno per l'amico Marino Finozzi che ci vuole coinvolgere in un progetto nazionale con la Città della Speranza. Sorvolo le iniziative di recupero storico, dei cibi della nostra storia, però vi ricordo che deteniamo oggi il 100% ed è una nostra controllata della Locandieria Leoniceni, struttura atta a formare nuove leve nella ristorazione e produrre cibi solo di artigiani locali e di recupero delle farine di mais e di cereali antichi. Qui non posso che non ringraziare pubblicamente il mio fratello di cuore, chef, ristoratore, volontario, insostituibile, instancabile, indomabile, Florio Cristian, che è qui con noi oggi, la vera anima della ristorazione medievale italiana. I marchi registrati da CSC Leoniceno in Camera di Commercio a Vicenza sono Leonicus e Sapori Iberici. E arrivo alla conclusione. Detto ciò, arriva la 12ª edizione di Leonicus, un capolavoro di collaborazioni e condivisioni che non vede solo Luca Bolla come artefice, ma tantissimi volontari, che ha unito tutta la nostra città in questi giorni. E oggi, lo voglio dire qui davanti a tutti, sono orgoglioso del risultato ottenuto non solo per i 250 probabilmente più volontari e figuranti di Leonicus, ma sono risultati mai scontati. Quanto si opera nel contesto sociale e soprattutto del volontariato. Ringrazio ancora per la vostra presenza, ringrazio ancora Jacopo Maltauro per questa bella occasione e aspettandovi a Lonigo il 17, 18 e 19 luglio voglio dire a tutti lunga vita a Leonicus. Ringrazio il presidente del Comitato Storico Culturale Luca Bolla e giustamente citava il duro lavoro e la professionalità che sono servite nel tempo e che serviranno anche in questa edizione per garantire un'offerta di qualità. E a proposito di professionalità, in questa prossima edizione, tra pochi giorni, che scalderà il Parco Ippodromo di Lonigo, sono tante le figure che ovviamente si impegneranno in modo particolare. Una di queste è un attore, un rievocatore storico, esperto di storia romana e veneziana. E allora vorrei subito chiamare qui l'attore Danilo Leo Lazzarini affinché possa darci un contributo su quello che avverrà nei prossimi giorni, anche in termini di rianimazione, rievocazione e rappresentazione storica. Prego Danilo. Grazie Jacopo. E tra i ringraziati che già abbiamo, vorrei ringraziare anche Roberta Vianello, consigliere, che ci fa qui il piacere di esserci. Leonicus,
12 anni, si chiude un ciclo, ma se ne apre un altro, perché per la prima volta in quest'anno verrà fatto anche un particolare accenno, ma il prossimo anno qualcosa di più, ai Veneti antichi. Vi sarà il Festival Venetkens, dove parleremo non soltanto della nostra storia, perché quando noi parliamo della storia di Veneti, tutti devono sapere che abbiamo una storia immensa, abbiamo oltre 3500 anni di storia. Siamo l'unico popolo citato nell'Iliade ancora vivo e vegeto e con nessuna voglia di morire. E per la prima volta quindi a Lonigo si farà anche il Venetkens Festival, dove parleremo attraverso il mito e attraverso anche i rilevamenti archeologici di quello che era il nostro grande popolo. Quindi un altro motivo in più per venire, perché veramente vi faremo conoscere le nostre origini e tutte quelle piccole spigolature che hanno reso infinita ed enorme la nostra storia. E poi avremo la presenza di questi personaggi. Prima abbiamo parlato di Nicolò Orsini, Lega di Cambrai, quando tutta l'Europa si riunisce insieme, superando i propri asti, contro Venezia. E clamorosamente, e quasi con stupore del mondo intero, Venezia riesce ad averne ragione alla fine. Nicolò Orsini morirà il 17 febbraio del 1510-1509, secondo quella che è l'usanza veneta, more veneto. Noi avevamo un calendario del tutto particolare. Personaggio incredibile questo Pitigliano, un comandante chiamato il temporeggiatore del 1500, perché aveva una maniera del tutto particolare ma molto intelligente di fare, e purtroppo morì proprio a Lonigo, quando si ritirò dopo l'assedio di Padova, che vide vincitori i veneziani, che stranamente, direi quasi casualmente, il 17 di luglio fu quando i veneziani ebbero ragione degli imperiali a Padova, proprio il giorno in cui si inizierà l'Eonico, e qui siamo sempre nel 1509. Poi una cosa che ho trovato geniale, da quando ho conosciuto Luca Bolla, ma anche il comitato, è l'idea di mettere insieme una festa che quando noi chiamiamo Medioevo, sappiate che il Medioevo ha 1000 anni, del 1500, con tutte le eleganze del luogo, le preminenze del luogo e di cibo e di vini, e collegarle in maniera storica a una festa, senza levarle nulla di quello che è invece proprio l'apparato storico, dandogli nomi particolari, ma tutte con le eccellenze locali. Io questo, signori miei, l'ho trovato veramente molto, molto geniale. Ovviamente questa festa sarà un piccolo trapolino di lancio, se possibile, perché dal prossimo anno ci piacerebbe anche produrre un qualcosa di cinematografico per quanto riguarda proprio la Lega di Cambrai. La Lega di Cambrai finì sempre in febbraio del 1517 con l'entrata vittoriosa delle truppe veneziane a Verona. Quindi, signori miei, questo non è un ciclo che si chiude, ma se ne apre un altro, foriero di tante cose belle e di tante promesse che diventeranno, secondo me, realtà. Ringrazio tutti voi della vostra cortese attenzione, ma soprattutto vi invito a venire a vedere, perché in quei giorni vi sarà veramente qualcosa di spettacolare. Vi ringrazio, signori. Danilo Leo Lazzarini. Grazie a Danilo, una delle anime che appunto promuoverà tutte le rievocazioni e le attività che interesseranno il festival. E per promuovere eventi di questa caratura, di questa qualità, serve certamente la professionalità di chi ha passione, di chi lavora nel campo, serve l'ingegno, lo sforzo intellettuale dei promotori, serve l'energia, la partecipazione dei volontari, ma servono anche amministrazioni locali in grado di garantire il giusto supporto, la giusta attenzione, il giusto riscontro alle richieste per organizzare eventi di questo tipo. Allora, a Lonigo c'è un'amministrazione comunale che negli ultimi anni ha seguito questo importante festival, lo farà anche quest'anno con il sindaco che da poco è stato rieletto. Allora, senza indugiare oltre, chiamerei per un saluto il sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, qui in compagnia peraltro con la consigliera comunale Iris Burato. Prego, sindaco. Grazie a tutti. Direi che questo è l'ambiente giusto
e di prestigio per una manifestazione, non una manifestazione, un festival altrettanto prestigioso come il Leonicus, e per questo io ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questo incontro. Questo è il palcoscenico giusto. Voglio ringraziare, lo voglio fare anche se è già stato detto, ma è giusto che io lo faccia. Voglio ringraziare innanzitutto la Regione Veneto, nella persona del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco e del consigliere regionale Jacopo Maltauro. Grazie per il vostro contributo, ma voglio ringraziare soprattutto, lasciatemelo dire, una persona che è la persona, perché in questa stanza, in questo momento, ci sono due persone che c'erano 12 anni fa. Una è chi vi parla, ma l'altra è la persona più importante, che è il presidente del Centro Storico Culturale di Lonigo, che è Luca Bolla, e per lui vorrei un grande applauso. È nata 12 anni fa ed è nata perché Luca Bolla è riuscito a convincere il sottoscritto che questa era una storia che doveva essere portata nel nostro comune, ed è stata un'idea vincente. Allora, non stiamo parlando di una manifestazione, stiamo parlando di un autentico festival. Voglio dire, non voglio ripercorrere tutto quello che ci sarà, però solo per dare l'idea di che cosa si può trovare chi verrà a vedere in quelle 3 serate il Leonicus a Lonigo, oltre alla bellezza della città di Lonigo, che io dico è un'autentica perla dei iberici, ma questa manifestazione in questa manifestazione la nostra città si trasformerà in un palcoscenico storico dove il passato riprende respiro. Si potrà attraversare un mondo fatto di rievocazioni, spettacoli, atmosfere rinascimentali, vivendo un'esperienza immersiva che affascina grandi e piccoli, in particolare, quindi non solo i piccoli ma anche i grandi. Si potrà passeggiare nel mercato storico, che sarà il cuore pulsante della manifestazione, dove artigiani, mercanti in abiti d'epoca mostrano le antiche abilità. Ogni bancarella è un piccolo racconto di vita quotidiana, un frammento del mondo che animava il contado quando le città erano governate da signori e capitani di ventura. L'esperienza diventerà poi ancora più intensa nelle varie aree tematiche, dove il pubblico potrà osservare da vicino la vita militare e rurale di quel tempo. Negli accampamenti storici si possono scoprire armi, armature e abitudini delle guarnigioni medievali. Ci sarà un'area giochi, dei giochi storici, dove artisti di strada, giullari e illusionisti riporteranno in vita le antiche arti dello stupore. Per non parlare poi della fattoria didattica, che accoglie animali della tradizione contadina e offre ai piccoli il loro primo emozionante battesimo della sella, un'esperienza da provare per i bambini. Tra i momenti più spettacolari ci sarà poi anche uno spazio dedicato alla falconeria, dove i rapaci si librano in voli eleganti e potenti, rievocando una delle arti più nobili delle corti europee. Ci saranno poi gli spettacoli sotto le stelle. Quando la sera avanza, la corte si anima. Le luci delle torce illumineranno il campo e il pubblico si raccoglierà per assistere agli spettacoli a corte. Ci saranno duelli tra cavalieri e fanterie, giochi di fuoco, danze rituali come la suggestiva danza della strega, esibizioni di sbandieratori, trampolieri e cantastorie, e tra gli appuntamenti più attesi anche echi di battaglia, lo spettacolo che porta in scena combattimenti spettacolari e acrobazie di vari stuntman. Uno spettacolo che mi lascia sempre un po' così, perché poi se qualcuno si fa male ovviamente la colpa è del sindaco. Ma abbiamo degli autentici professionisti, per cui non c'è pericolo. Stiamo parlando di vivere davvero il Medioevo. Leonicus quindi non è solo uno spettacolo da guardare, è un mondo da abitare. Voglio chiudere con una frase che mi ha particolarmente colpito, che è proprio riportata anche nel sito di Leonicus, e che riflette un po' non solo l'atmosfera ma anche l'entusiasmo di quelli che hanno ideato e che stanno portando avanti, tutti i volontari che prima il Presidente ha anche ringraziato, quanto importante, quanto un ambiente quasi da favola sia
l'ambiente che ci si troverà del 17-19 luglio. E mentre la notte avanza e il suono dei tamburi si mescola al passo dei cavalli, ci si accorge che il tempo non è davvero passato, ha semplicemente trovato il modo di tornare. Dove? Al Leonicus, a Lonigo, dal 17 al 19 luglio. Vi aspettiamo. Grazie al sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello e al contributo che l'amministrazione comunale porta avanti in prima linea, e qui rappresentata anche dall'assessore comunale Angelo Butera, dalla consigliera comunale Iris Burato. L'amministrazione comunale porta il suo contributo, avete capito, questa è una manifestazione, un festival che è frutto di un apporto corale, del contributo di più realtà, di più enti, tra i quali anche il Consiglio regionale, che oggi ospita qui questa conferenza stampa e che ha patrocinato come ente regionale questo evento. Sono più i consiglieri regionali che hanno portato il loro contributo e hanno dimostrato appoggio e attenzione. Oggi ho il pregio e l'occasione di presentare questa conferenza stampa, ma che condivide lo stesso spirito e ha portato il proprio contributo organizzativo e qualitativo all'evento. C'è anche il più alto in grado qui, il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, che vorrei chiamare per un saluto e per un contributo. Grazie Jacopo, sempre iperattivo. Allora intanto grazie per essere venuti fin qui a Venezia e a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Porto i saluti naturalmente di tutto il Consiglio regionale del Veneto e tutti i consiglieri stanno lavorando, la collega ne è ben testimone, anche lei lo fa, per valorizzare i nostri territori veneti. È ovvio che sia io che Jacopo abbiamo un occhio di riguardo per la nostra provincia, per le nostre bellissime città, per le bellissime tradizioni che cerchiamo di portare avanti, anche valorizzandole appunto attraverso queste iniziative di presentazione, perché da qui parte un respiro che può essere regionale / nazionale e dare il giusto risalto a quelle tradizioni che dobbiamo assolutamente salvaguardare. Prima è stato fatto un accenno alla crisi legata alla pandemia che ha bloccato tantissime iniziative, alcune non sono più ripartite, anche semplicemente le nostre sagre dei territori, che sono un momento di tradizione enogastronomica, però io sono uno di quelli che ha partecipato a una delle ultime edizioni di Leonicus con il sindaco presente. Abbiamo assistito a un bellissimo duello a cavallo tra cavalieri, e quindi devo dire che è una manifestazione che merita veramente un'attenzione nazionale, quindi vi auguro con tutto il cuore che quel riconoscimento nazionale possa trovare veramente casa a Lonigo e quindi a Leonicus. Devo dire anche, e lo dico da amico di Lonigo, mi permetto, sindaco, che ne parliamo spesso, una cittadina che amo molto, che ha uno dei più bei parchi del Veneto, se non a livello nazionale. Credo che il parco dell'Ippodromo si presti per ogni tipo di iniziativa. Io ci ho fatto la protezione civile, la simulazione, se ricordi, la grande assemblea, non mi ricordo, forse 2021, eravamo ancora dentro il Covid, tra l'altro, purtroppo, autorizzata, della protezione civile. Questo parco è un parco che va assolutamente valorizzato. Leonicus trova casa lì, chi lo ha già visto sa di cosa stiamo parlando, sembra di immergersi veramente per 3 giorni nel Medioevo. Ci sono moltissimi figuranti, anche la parte enogastronomica di altissima qualità, quindi un invito che faccio a tutti chi è in collegamento di andare a vedere questa manifestazione, perché è tradizione veneta e quindi va supportata in ogni modo. Sono contento che la Regione da 12 anni prosegue nel sostegno, continueremo naturalmente a farlo con i bandi che già ben conoscete, a cui partecipate, quindi apprezzo anche molto il ringraziamento agli uffici e ai dipendenti regionali, perché vi posso garantire che danno una grande risposta ai territori e lo fanno con un lavoro egregio, quindi vanno ringraziati nuovamente. Io ringrazio Jacopo per aver organizzato l'iniziativa, insieme stiamo lavorando, siamo anche in ufficio di presidenza insieme
con il presidente Luca Zaia e lavoriamo vicini di banco, vicini in ufficio di presidenza che si tiene nella stanza di Luca Zaia, quindi abbiamo questa esperienza. Era il mio consigliere comunale quando io nel 2018 vinco le elezioni e aveva 18 anni quando è entrato. Ho voluto affidargli anche le politiche giovanili e devo dire che è stato un investimento che direi che ha dato dei frutti molto molto buoni e speriamo che continui in questa direzione perché se lo merita tutto. Questo ci tenevo a dirlo, perché a livello personale poi c'è l'amicizia, al di là delle appartenenze, magari chi ha un partito, chi ha un altro, ma le simpatie restano. Grazie a tutti e grazie naturalmente all'amministrazione di Lonigo e agli organizzatori, Luca Bolla che è un effervescente che ama questo lavoro. Io ogni tanto mi chiedo se ti fosse piaciuto, se avessi voluto vivere in quell'epoca. Io ho vissuto in quell'epoca. Ecco, vedi, io sapevo come rispondeva così, perché è talmente immerso in quell'epoca che ho detto deve averla vissuta in qualche maniera perché c'è un amore o un legame che non è naturale. Grazie e buon lavoro. Io nel salutarvi mi devo scusare perché abbiamo la quinta commissione il rendiconto in corso che vedrà l'approvazione entro fine luglio. Mi permetto di dire che il rendiconto darà dei residui attivi, quindi il bilancio della sanità veneta è in attivo a differenza di altre regioni, nonostante qualcuno polemizzi sempre sulla sanità del Veneto. La sanità Veneto, ricordo che è la prima per risposte d'eccellenza a livello nazionale. Non lo dice Rucco, non lo dice la giunta regionale, neanche il consiglio regionale, lo dicono gli enti certificatori esterni. Grazie. Grazie Francesco, la stima verso il vicepresidente è ricambiata ed è la stessa stima che anche un altro rappresentante della nostra regione, oggi c'è qui la consigliera regionale Vianello, l'assessore regionale Zecchinato Vicentino ha riservato a questo festival nel tempo e negli anni. Oggi l'assessore era impegnato al di fuori del palazzo per motivi istituzionali, però ha voluto far arrivare il suo sostegno e la sua approvazione a questo evento dedicandoci un piccolo pensiero, una lettera che, se la vostra cortesia e pazienza, anche se so che ci avviciniamo verso l'orario di pranzo e parlare di cibi, vini e sapori non aiuta, se la vostra pazienza me lo concede procederei alla lettura. Pregiatissimo consigliere segretario, desidero ringraziarla sinceramente per il cortese invito a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della 12ª edizione del Festival Leonicus, tuttavia devo comunicare che non potrò essere presente a causa di improvviso, importante e inderogabile impegno. Ho accolto con vivo interesse la presentazione del ricco programma della manifestazione, che anche quest'anno si conferma un'importante occasione di valorizzazione della storia, delle tradizioni, dell'identità culturale del territorio di Lonigo e dell'intero Veneto. L'edizione del 2026 propone un calendario di iniziative di particolare pregio. Comprende il tradizionale Veneto mercato storico ed artigianato, le suggestive rievocazioni, nonché il gran galà medievale dedicato alla corte di Guglielmo della Scala. Momento di grande importanza sarà inoltre l'arrivo a Lonigo della delegazione della città di Pitigliano, patria del celebre Nicolò Orsini, e l'avvio di un percorso volto a favorire un futuro gemellaggio tra le due comunità, ulteriore testimonianza del valore storico e culturale dell'iniziativa. Accanto alla consolidata e apprezzata giostra medievale assume particolare rilievo la prima rappresentazione della grande battaglia dedicata agli eventi che videro protagonista proprio Nicolò Orsini, offrendo al pubblico un'importante occasione di approfondimento storico attraverso la rievocazione. Merita particolare apprezzamento l'impegno costante rivolto alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali con una crescente attenzione alla qualità delle produzioni e alla valorizzazione delle antiche tradizioni alimentari e vitivinicole, patrimonio prezioso da preservare e trasmettere alle future generazioni. Un sentito ringraziamento va quindi al Comitato Storico Leoniceno e a tutti i volontari che con passione, competenze e spirito di servizio contribuiranno anche quest'anno all'organizzazione dell'evento e all'accoglienza. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di partecipazione civica e di autentico amore per il territorio. Nel formulare allora i migliori auguri per la piena riuscita della manifestazione, auspico che il Festival Leonicus continui a crescere quale punto di riferimento per la promozione della storia, della cultura, delle eccellenze del Veneto, rafforzando il senso di appartenenza delle comunità e offrendo ai numerosi visitatori un'esperienza di grande valore culturale e umano.
Ringraziandola nuovamente per il cortese invito e per la gradita attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. Marco Zecchinato. Allora, è proprio sulla scia di queste ultime considerazioni, rimarcando, sottolineando l'importanza di questo festival sia per l'area iberica, un territorio che ha necessità, che ha bisogno di manifestazioni di qualità in grado di attirare famiglie, persone, anziani, giovani, e dall'altra parte l'importanza di attorniare delle comunità locali attorno all'identità, al senso di appartenenza storico che aiuta anche le giovani generazioni. In un mondo sempre più complicato, in una società sempre più sfilacciata, andare a sottolineare, a promuovere momenti che rivendicano la nostra identità storica non è tempo perso, ma è un segnale significativo e importante, lo dico anche da giovane. Allora io vi esprimo grande gratitudine per il vostro impegno, grande gratitudine per essere qui oggi, ringrazio tutti i relatori, ringrazio l'ufficio stampa, ringrazio la mia segreteria per aver seguito questa organizzazione in modo puntuale e ci vediamo a questo punto il 17, il 18 e il 19 luglio a Lonigo. Grazie a voi.